Siamo arrivati adesso al bivacco Costantini, io e Diga qua, saluta Andy, la Gentaglia. Ci abbiamo messo poco meno di un'oretta ad arrivare fin qua su, siamo in anticipo di circa 20-25 minuti. E dopo su verso la forcella del monte, come si chiama lassù? Forcella Infrababa. Infrababa. Conosce lui, io sono turista qua, quindi ci vediamo tra poco. Siamo arrivati adesso alla forcella, ci abbiamo messo un'oretta circa. La neve ci porta via abbastanza tempo dentro un canale, è venuto a usare almeno le piccozze per la salita. Siamo arrivati sulla Scaplagna adesso. Ci abbiamo messo poco meno di un'oretta alla fine.
arrivati adesso in un punto un po' abbastanza critico, che avremmo dovuto fare una calata con la corda che Diga aveva saggiamente portato dietro. Solo che non sappiamo com'è il percorso dopo questa calata, che magari poteva esserci ancora più neve, potrebbe esserci altri dirupi per fare altre calate. Quindi in questo pezzo qua abbiamo dovuto rinunciare, perché poi il sentiero avrebbe dovuto attraversare il tratto in cresta là e proseguire fino a metà di quella grande costone. Quindi abbiamo deciso per stavolta di rinunciare e rifarla all'indietro, no? E altre 4 ore di ritorno. Sarà molto lunga. Sarà molto lunga, dice lui. E buon dai, tempo ce n'è, quindi amen. Dopo quasi 10 ore di camminata, alla fine... Come 10 ore? Sembravano molte di più, a dire il vero, che il sali e scendi lassù della cresta era infinito, ma proprio infinito. Come ha detto Diga, qua è stata una bella tuonata questa cima qua. Non siamo neanche troppo tristi per aver rinunciato, perché sinceramente abbiamo fatto molto bene. Perché come vi abbiamo detto lassù, non sapevamo come erano le condizioni dei salti per proseguire il sentiero, ecco, non sapevamo quante cordate fare, come assicurarci, quanto era sicuro, però adesso non so cosa trovi perché sono cotto anch'io, quindi ci vediamo al prossimo video. Oh là, che godura con gli scarpezzi!